24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Parlano chiaro i dati certificati sull'economia dell'ospitalità nel Veneto nei primi 2 mesi dell'anno corrente. Arrivi più 3,5%, presenze più 4%. Sono numeri certamente significativi, specie se si tiene conto dell'attuale momento di crisi, ha commentato l'assessore regionale al turismo Marino Pinozzi, anche se ritengo non corretto fare pronostici certi per la stagione che sta per iniziare. Gli esperti hanno in ogni caso ricavato buoni auspici, sia per il 2012 sia per l'anno prossimo. Io mi limito a dire che siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia e che il Veneto conferma il suo straordinario appeal, fattore che riguarda soprattutto i turisti stranieri. La crescita sia degli arrivi sia delle presenze è infatti determinata principalmente dagli ospiti provenienti da paesi esteri. Bussano alla porta degli imprenditori presentandosi come professionisti affermati, consulenti economici o semplici intermediari. Offrono servizi bancari, prestazioni e soprattutto soldi, il tutto senza troppe trafile burocratiche. È così che gli esponenti dell''ndrangheta tentano di insinuarsi nel tessuto produttivo regionale, prestando soldi a usura. Il credit crunch rende il rischio di infiltrazioni mafiose sempre più concreto in tutto il Veneto, ha sottolineato il presidente di Confindustria Veneto Andrea Tomat. Adesso più che mai ci sono le condizioni perché gli imprenditori si mettano in mano alla criminalità e intanto nella giornata di mercoledì le indagini della DDA di Bologna hanno individuato un tentativo da parte di un clan di casalesi di appropriarsi di un'impresa altopolesana. Sotto la presidenza di Paolo Bedoni si è tenuta sabato a Verona Fiere l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Cattolica di Assicurazione. L'assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2011 della società, che si è chiuso con una raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto pari a 2,062 milioni di euro e un utile netto in base ai principi contabili nazionali pari a 5 milioni. Il gruppo chiude il 2011 con un utile consolidato di 42 milioni e con un utile netto di gruppo pari a 38 milioni. La raccolta premi complessiva del gruppo, lavoro diretto e indiretto, è stata pari a 3,961 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato è pari a 1,223 milioni di euro. Il margine di solvibilità si attesta a 1,40 volte il minimo regolamentare a fine 2011. Una spesa farmaceutica pro capite che è la più alta nel Veneto, con 319 euro per abitante su una media regionale di 274, una posizione debitoria particolarmente elevata e in peggioramento, maggiore criticità nella gestione finanziaria del Veneto. Tra i peggiori tempi di pagamento per i fornitori tra le ASL del Veneto, con 360 giorni, ad evidenziare livelli di criticità strutturale. Sono questi solo alcuni dei punti neri della sanità veneziana, evidenziati dalla indagine sull'assistenza sanitaria nel Veneto, con particolare focus sulla spesa farmaceutica, realizzata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti. Obiettivo puntato sul triennio 2008-2010, ma con indicazioni e dati aggiornati che arrivano anche ai primi 9 mesi del 2011. Una donna sottoposta al programma di protezione per collaboratori di giustizia originaria della Sicilia è stata bloccata dalla Polizia di Stato a Padova dopo aver truffato 14.000 euro ad un'anziana. La collaboratrice aveva conosciuto la vittima in un bar, facendole credere di essere molto malata, così come il figlio. Fatale è stato l'ultimo prelievo di 1.000 euro avvenuto in una banca del centro storico, che ha insospettito gli addetti allo sportello, che hanno informato il 113. Sul posto è giunto un equipaggio della squadra mobile che, dopo aver assistito allo scambio di denaro, ha bloccato la truffatrice recuperando la somma. La donna è stata denunciata. Assemblee, Cattolica Assicurazioni e Banco Popolare incontrano i soci. Approvati i bilanci 2011, tutti i particolari su Industria e Finanza.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.